Attraverso questa sintesi vorrei invogliarvi ad andare nei musei, ad andare a vedere le opere, insomma ad approfondire questi temi che giustamente anche l'assessore sottolineava, fanno parte del nostro lavoro, no? La scoperta della nostra terra, delle bellezze della nostra terra. Anch'io vi parlo di quello che potete andare a vedere, diciamo a non grande distanza. Ho scelto di cominciare con questo quadro, con questo dipinto di un goriziano, di Vittorio Bolafio, cioè il soldato che suona il violino, che è stato dipinto nel 1914 ed era dedicato ad un amico goriziano, con la dedica all'amico Valig, ricordo di tristi tempi, perché è un dipinto pieno di significato, proprio anche nei giorni che stiamo vivendo. Perché è un'immagine che oltre ad avere una grande qualità artistica manda un messaggio di pace. Il soldato è un italiano che veste la divisa austriaca, ma al posto del fucile imbraccia uno strumento musicale. Il pensiero del pittore quindi è evidente. Dobbiamo parlarci attraverso l'arte e non scontrarci con le armi. La pittura e la musica sono linguaggi universali che attraversano qualsiasi barriera e raggiungono direttamente i nostri sensi, la nostra mente, il nostro cuore. Per questo il titolo che io ho usato per il mio intervento, Artisti di confine tra 8 e 900, che pure è un'utile sintesi per far capire che si parla di arte e territorio, però potrebbe prestarsi a qualche riflessione. Diciamo che non ha molto senso. La parola arte e la parola confine in realtà non possono stare insieme. L'arte per sua natura non si può confinare, il suo raggio d'azione è illimitato, i valori che esprime hanno a che fare con l'infinito, con l'assoluto. Gli unici limiti sono quelli stabiliti dallo stesso artista. L'arte è un campo nel quale non ci sono guerre nazionali, anzi, da sempre l'arte e in generale la cultura hanno favorito il dialogo e la pace tra i popoli. Non a caso coloro che perseguono la guerra e la violenza fanno di tutto per soffocare la libertà della cultura. Perché gli artisti sono contro la guerra, perché sono stati gli artisti a denunciare gli orrori del Novecento, a cominciare, dopo la Prima Guerra Mondiale, dagli espressionisti, ma non solo loro, pensiamo persino a Goya all'inizio dell'Ottocento. E hanno continuato, dopo la seconda, con coloro che hanno trovato il coraggio, penso soprattutto a Zoran Mušić che vedete in questa immagine, di gridare tutta la sofferenza patita nei lager. L'arte non può accettare la violenza perché è tra le più alte espressioni di umanità e di civiltà. Dunque, se confine vuol dire divisione, separazione, ostilità, conflitto, l'arte non ha nulla a che fare con questo. Se invece parliamo di scambio, di contaminazione, di arricchimento reciproco, allora l'arte entra in gioco e i risultati sono sempre interessanti. La nostra regione è piena di fenomeni di questo genere, spesso è difficile separare le tante componenti, le opposte influenze. Gorizia ci fornisce esempi clamorosi, come la chiesa di Sant'Ignazio, dove magari passiamo ogni mattina, no? Però non ci rendiamo conto che è una sintesi grandiosa del barocco austriaco e del barocco italiano, romano. Ne hanno scritto di questi temi, diciamo, hanno scritto tanti studiosi del nostro territorio, sia di cultura italiana che di cultura slovena. Voglio ricordare tra questi Joško Vetrić, per esempio, ma anche Mirko Renner, che molti di voi ricorderanno, con delle citazioni che sono significative. Il litorale austriaco è stato un importante punto di contatto tra la cultura artistica germanico-gotica dell'Europa centrale, mediata dalla Slovenia, e quella latino-mediterranea, mediata da Venezia. Questa immagine che vedete a sinistra si riferisce a una bella mostra del 2012 che qui si vede nella versione di Trieste, ma poi è stata fatta anche a Gorizia,
che si intitolava Orizzonti dischiusi e che mostrava per la prima volta tutti assieme gli artisti di cultura slovena. Forse il momento è arrivato anche di mettere insieme tutti italiani e sloveni. Non c'è un luogo, nessun museo della nostra regione ospita artisti di entrambe le nazionalità, ma potrebbe essere un progetto interessante, o quantomeno per una mostra. Ancora una citazione di Vetri, no? Queste due grandi culture che qui si trovano a convivere a stretto contatto, a volte accettandosi, a volte confrontandosi aspramente, ma sempre interagendo scambievolmente col risultato di contaminarsi a vicenda, hanno conferito all'arte del litorale il carattere autentico e vitale che soltanto una cultura di frontiera può dare. Ma che cosa c'è alla base di queste esperienze artistiche? Io brevemente vi descriverò, vi elencherò, in cui si esprime appunto un carattere autentico e vitale, no? Soprattutto tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale. Vediamo un po'. Ciò che ha favorito la concentrazione di tanti talenti in quest'area, anche se molti per avere il riconoscimento del loro valore sono dovuti emigrare, sia per studiare che per lavorare, è stata senz'altro l'appartenenza a una grande realtà sovranazionale, come l'impero asburgico, un mondo con lingue e tradizioni diverse, ma senza confini, appunto, dove le opportunità e i modelli non mancavano di sicuro per chi aspirava a diventare un artista. Se fino alla metà dell'Ottocento gli artisti friulani e triestini sceglievano di studiare all'Accademia di Venezia, più avanti il punto di riferimento diventa Vienna e dopo gli anni '80 dell'Ottocento inizia un vero e proprio esodo verso Monaco, che stava diventando insieme a Parigi una grande capitale dell'arte moderna. Monaco offriva tante cose, un'accademia di belle arti al passo coi tempi, moderna, attenta a quello che succedeva, mentre Vienna continua a lungo a seguire la tradizione rinascimentale, diciamo che si attarda molto, come Venezia del resto, e, ignorando completamente per esempio quello che era successo a Parigi con gli impressionisti. Ma non solo questo, aveva grandi musei, aveva teatri, aveva biblioteche importanti e si era attrezzata anche per le esposizioni internazionali, costruendo questo enorme edificio che era il Glas Palast, il palazzo di vetro, in cui si sono susseguite per decenni grandissime mostre che diventavano proprio il cuore del mercato artistico europeo. Quindi perché questi artisti andavano a Monaco? Perché c'era tanto da fare, tanto da imparare, tanto da scoprire e per di più c'era anche la possibilità di avere addirittura accesso al mercato. L'impronta che hanno ricevuto dagli studi a Monaco era un'impronta fortissima, sia per il valore dei professori, che erano grandi professori, sia appunto per le opportunità culturali della città. Questo ritratto che vedete è il ritratto di Umberto Veruda, artista triestino, arrivato a Monaco nel 1884, che viene raffigurato dall'amico e condiscepolo Isidoro Greenwood come un gentiluomo del Seicento, con questo collare bianco sul fondo nero. Perché ve lo mostro? Perché è una citazione, perché questi ragazzi andavano all'Alte Pinacoteca e copiavano i grandi maestri, Velázquez per esempio, con questi meravigliosi ritratti. Quindi si imparava in teoria e in pratica, a scuola e fuori. Era una vita meravigliosa, anche se naturalmente, come sappiamo, una vita caratterizzata dalla fame, insomma erano costretti a fuggire dalle osterie dove andavano a mangiare senza avere i soldi, insomma ci sono racconti bellissimi della vita degli artisti a Monaco. Poi quello che era bello a Monaco era anche che non era, per quanto fosse una scuola prettamente realista, non disegnava l'impressionismo e questo lo ha trasmesso ad alcuni degli artisti che si sentivano attratti da questa scuola. Lo vediamo qua, eccolo qua. Lo vediamo in quest'altro dipinto di Veruda, che è un bellissimo ritratto di Svevo con la sorella Ortensia, ritratto soffice, pieno di luce, in cui lei è circondata da ortensie, appunto, che alludono al suo nome. È quasi un'apparizione, no?
Veruda era un personaggio bizzarro, singolare, andava e veniva da Monaco, era grande amico di Italo Svevo e tornava a Trieste per vendere qualche quadro, per mantenersi insomma all'Accademia, ma non piaceva, la sua pittura non piaceva, faceva fatica a convincere non solo i collezionisti ma anche i critici d'arte, subiva continue stroncature sui giornali, quindi tornava indietro in preda allo sconforto. L'unico che lo consolava era Italo Svevo, cioè Ettore Schmitz, che a sua volta, come sapete, era stato estremamente colpito da due insuccessi. I suoi due primi romanzi, Una vita e senilità, sono stati due clamorosi insuccessi e quindi si confortavano. In realtà Veruda era un grande pittore. Questo quadro che vedete a sinistra, che si trova a Venezia, alla Galleria di Cappesero, ritratto di uno scultore, è bellissimo anche per il taglio, no? Quasi fotografico, per l'immediatezza di questa pittura, che pure si gioca su colori molto semplici, no? Sui toni dei bruni. Ed è un'opera che sicuramente, cioè, diciamo che l'opera è collegata, anche se viene dopo, al romanzo Senilità, che come sapete parla di un artista. Quindi c'è uno scambio, insomma, tra gli artisti. Mentre il dipinto di destra è l'ultimo quadro che lui dipinge, perché va a dipingere a Burano, dove c'era una colonia di artisti molto vivace, era un ambiente pieno di colore, no? come Burano, e lui ha passato l'estate del 1904, ma si è ammalato ed è morto, aveva solo 36 anni. Quello che è interessante di Monaco è anche la presenza di un folto numero di artisti sloveni e che diventa un punto di riferimento anche per loro. Chi ha il merito di questo? Il pittore Anton Ashbee, che vedete qui in un suo autoritratto. Un personaggio molto intraprendente, perché nel 1891 crea una sua scuola a Monaco. Attorno all'Accademia a Monaco c'erano tante scuole di pittura, ma lui riesce ad avere un successo incredibile, tanto che si iscrive alla sua scuola persino Kandinsky. E voi sapete quanto era importante, era un protagonista Kandinsky, lo sarebbe diventato ancora di più. Ma quello che era interessante di questa scuola è che gli allievi erano liberi di seguire qualsiasi tendenza, non erano obbligati a seguire il maestro che dipingeva in questo modo. I suoi quadri sono molto realisti, vedete c'è persino un ritratto di una donna di colore, abbastanza raro nella pittura di quel tempo. Oppure un tema molto praticato dagli artisti era l'ispirazione alle corpo di un vecchio, no? Con tutte le sue spigolosità. No, lasciava imparare, diciamo, lasciava esercitarsi anche sull'impressionismo o anche più tardi, verso la fine del secolo, sul Liberty, sulla Jugendstil, che era dominante a Monaco. Per cui cosa succede? Succede che tra gli sloveni che frequentano la sua scuola ci sono i 4 che daranno vita a quella corrente molto importante che è l'impressionismo sloveno, cioè Jacopi, Ciama, Grohar e Sternen. Quindi una scuola che riesce a far evolvere, diciamo, la pittura slovena attraverso questi soggiorni di Monaco. L'impressionismo sloveno è un fenomeno un po' tardivo, ovviamente, perché si colloca all'inizio del Novecento, mentre sappiamo che in Francia era già scoppiato 30 anni prima. Ma è importante per questi artisti perché che si ispirano peraltro anche all'italiano Segantini, perché colgono in questo la poesia del paesaggio, la leggerezza, l'immediatezza, ecco, della ripresa del paesaggio. Guardate questo seminatore, che è un po' l'emblema dell'impressionismo sloveno, ed è diventato anche un'immagine simbolica, è proprio il simbolo della nazione slovena in cammino verso il futuro. Questo è importante per loro, perché non è soltanto appunto un fatto tecnico, no? L'impressionismo francese è un fatto tecnico, è cogliere l'immediatezza della visione sulla tela, qualsiasi soggetto va bene,
No, qui il soggetto è importante, il soggetto deve essere la natura, la propria terra, il mondo nel quale il pittore riconosce, di cui si sente parte. Vediamo, ecco per esempio questo è il primo quadro che è stato riconosciuto, perché anche gli impressionisti sloveni naturalmente fanno una grandissima fatica a essere accettati. La pittura tradizionale ha dominato ancora a lungo, e invece questo quadro, questo bellissimo paesaggio giocato su questi colori tenui, su questa pennellata leggera, costituisce insomma un passo verso il riconoscimento di questi artisti, che vi faccio vedere rapidamente. Sono tutte immagini appunto molto chiare, molto giocate appunto solo sul colore e sulla luce, dove non c'è la definizione dei dettagli. Anche nella figura umana, ricorda un po' Veruda, questa donna seduta sul divano, no? Questa pittura soffice, piena di aria, di luce. Ma a Monaco vanno anche i goriziani, non ci sono soltanto triestini e sloveni. Il goriziano, diciamo, più importante di quell'epoca è Italico Brass. Italico Brass è conosciuto soprattutto per le sue vedute veneziane, una delle quali vedete in fondo a destra, che si trova oggi ai musei provinciali di Gorizia, perché la sua vita poi si svolse tutta a Venezia. Ma un capolavoro assoluto, giovanile, è quel Chiogiotti alla briscola, che vi consiglio di andare a vedere a Casa Cavazzini a Udine, avete poca strada da fare. È un quadro meraviglioso perché coglie innanzitutto un brano di vita quotidiana, popolare, gli uomini che giocano a carte in un'osteria, ma l'artista non si perde nella descrizione dei dettagli, voglia cogliere l'atmosfera, quella luce che entra dalla finestra e li illumina così, e ce li fa vedere praticamente in controluce, ma è come se fossimo lì, è come se sentissimo la loro parlata. A Gorizia invece potete vedere il racconto del missionario, un quadro diciamo forse meno emozionante, ecco, di quei Chiogiotti che appunto meritano una visita a Udine. Un altro goriziano che va a Monaco, perché appunto vi sto parlando di Monaco perché è incredibile quanta gente ci sia passata e quanta pittura della nostra terra dipenda proprio da quella scuola lì. Un altro è Gino De Finetti. Gino De Finetti, di cui vediamo qui due opere sempre dai musei di Gorizia, più tarde, del periodo in cui lui era ritornato a Corona e lavorava ormai qui, ma De Finetti ha un successo enorme a Monaco e poi a Berlino come cartellonista, come illustratore, tant'è che poi è conosciuto anche proprio per questi famosi manifesti dei concorsi ippici. Ecco, lui era uno che aveva studiato in una scuola privata a Monaco, una scuola specializzata in pittura di animali, e difatti poi lui diventa un maestro nella rappresentazione del cavallo in tutte le sue aspetti. Ecco, forse lui è il pittore più internazionale di questa zona, quello che davvero non ha passato soltanto gli anni della gioventù a studiare a Monaco, a Vienna, eccetera, quello che ci è rimasto, che ha avuto successo, ecco, che solo la guerra ha riportato, e anche non subito ha riportato nella sua patria. Ma torniamo a ricordare Bolafio, perché anche Bolafio è un personaggio centrale nell'arte goriziana. Lui ha una storia diversa, non è attratto da Monaco, semmai da Parigi, però ci arriva dopo essere stato a Firenze, alla scuola di Giovanni Fattori, dove ha la fortuna di incontrare Modigliani, e Modigliani lo risucchia a Parigi. E lì lui è folgorato dal post-impressionismo, da Cézanne, da Van Gogh, e quando torna, appunto, ci propone una pittura che è diversa da tutta quella degli altri, una pittura fatta quasi di un colore dato direttamente dal tubetto, cioè un colore pastoso, denso, questi segni neri che descrivono le figure, che esprimono anche non solo in questo senso sono espressionisti, che esprimono proprio tutto il dolore della sua vita, perché Bolafio è vissuto tutta la vita sentendosi in colpa, poi si è trasferito a Trieste, eccetera, perché perché aveva deluso suo padre era un grande commerciante di vini, era proprietario della tenuta che adesso dovrebbe essere Russitz Superiore,
e sperava che il figlio naturalmente si occupasse di questo, e invece no, ha voluto fare il pittore. E poi se n'è andato a Trieste, dove ha fatto dei stupendi ritratti, tra cui questo di Umberto Saba, che è il più bel ritratto di Umberto Saba, quello in cui lui stesso si riconosceva di più, con questa malinconia, questa scena meravigliosa alle spalle. E poi si è appassionato ed è diventato veramente il poeta dei lavoratori del porto. Era attirato proprio da questo mondo di sofferenza, di infelicità, di ingiustizia, e passava le giornate a disegnare i lavoratori del porto. Quindi un pittore che per certi versi ci fa proprio ricordare la storia di Van Gogh. E poi lui è uno dei grandi personaggi di questa, diciamo, vocazione internazionale degli artisti del nostro territorio. Mamma mia, va avanti veloce. Alfonso Canciani è una figura strepitosa, perché va via già nel 1883 da semplice scalpellino, ha avuto un coraggio enorme, va a Vienna, si iscrive poi anche all'Accademia, viene subito riconosciuto come un talento straordinario e riceve anche dei premi. Qua credo alle nostre spalle c'è il monumento, il bozzetto del monumento a Dante, che appunto è stata una delle sue opere premiate, così come il lanciasassi lo vediamo in piazza qua dietro, no? Una scultura elegante, la sua ormai pienamente secessionista, insomma capita nella cerchia di Klimt, ed è completamente affascinato da quel mondo lì. E purtroppo nel caso suo la guerra interrompe, diciamo, questa probabile carriera viennese e lo costringe a tornare qui, dove ha fatto comunque ancora delle cose e ha dato un'impronta a tanti artisti. Per esempio Mascherini è un artista che è stato formato da Canciani. Ma ci sono anche quelli che non vanno via, che non partono, che rimangono in città. Certo, quello che succede, i fatti d'arte che succedono a Gorizia cioè diciamo in quegli anni, non sono all'insegna dell'avanguardia, ma diciamo di una moderazione. Il più vivace è l'ambiente sloveno, di cultura slovena, dove ci sono alcuni personaggi capitati anche per caso, che però sono molto attivi. Per esempio la famiglia dei Chantel, che è una famiglia di insegnanti, sono una coppia, marito e moglie, che vengono a insegnare a Gorizia già nel 1873. E lui insegna matematica, è stiriano, lei invece è del Goriziano ed è pronipote di Giuseppe Tomins, quindi ha un'eredità importante da portare avanti. Hanno 3 figli, una è l'autrice del ritratto della madre Augusta, figli che tutti vanno a studiare a Monaco, però. Ecco, vedete che c'è comunque questo andirivieni tra le due realtà. È una famiglia comunque che intrattiene rapporti in città di un certo tipo, perché vediamo che Augusta è l'autrice del ritratto della madre del conte Guglielmo Coronini e anche lei, diciamo, lavora, Augusta Junior, che è la figlia, la secondogenita, e anche lei lavora a lungo. Vedete che ci sono addirittura acquerelli del 54 firmati da lei su Gorizia, autrice soprattutto di nature morte. Il più, diciamo, d'avanguardia è il fratello Alessandro, Sasha Santel, che era grafico, anzi è considerato il pioniere della grafica, era anche musicista. Quel grandissimo quadro che vedete è nella sede della Filarmonia Slovena, sono 34 ritratti di compositori sloveni, quindi è un'opera gigantesca. Mi avvio presto alla fine, non è che vi tedio ancora. Il personaggio centrale a Gorizia prima della Prima Guerra Mondiale è Franz Tratnik, uno che è stato pochissimo tempo, 2 anni è rimasto. Uno che si era dedicato soprattutto ai temi sociali, quindi alla sofferenza dei lavoratori dei campi, i profughi, eccetera. Quindi insomma il suo stile è espressionista, ma è importante perché i suoi allievi furono Spazapan, Ciargo e Pilon, 3 artisti che sono rimasti affascinati dall'espressionismo. Infatti Spazapan poi per tutta la vita lo sarà.
salvo una breve parentesi, futurista. Quindi Tratnik, poco conosciuto, che se n'è andato abbastanza presto anche, è un pilastro, diciamo, nella acquisizione della consapevolezza di quali erano le direttrici dell'avanguardia artistica in quel momento. Questa citazione di Renner ci aiuta a capire cosa succede con la Prima Guerra Mondiale, no? Il primo capitolo del nostro Novecento si conclude piuttosto bruscamente con la Prima Guerra Mondiale. I giovani artisti del litorale, ritornati dai vari fronti, si ritrovano a Gorizia dopo aver ripreso a frequentare le varie accademie, chi a Praga, chi a Vienna, chi a Firenze, a Roma. Questo è importante, nonostante le mutate condizioni politiche, l'ambiente culturale mitteleuropeo resta ancora sempre fondamentale nell'orientamento della giovane generazione, aperto però alle nuove tendenze dell'arte italiana, particolarmente futurismo e valori plastici. Questo è molto interessante perché questo è lo specifico di questo territorio. L'essere arrivati a far parte dell'Italia non ha eliminato la mentalità, chiamiamola europea per semplificare, anzi si è, diciamo, manifestata anche nel primo dopoguerra ed è stata in fondo come dire, soffocata solo dall'inasprirsi del regime fascista. Ecco, quello che è la grande guizzo, il momento di elettricità nel dopoguerra goriziano è la nascita del futurismo. Nel 19 Sofronio Pocarini, personaggio interessantissimo, ecco quello che va detto, la differenza tra Novecento e Ottocento è che nell'Ottocento non abbiamo una figura centrale nella cultura goriziana, un personaggio che fosse un leader. Nel Novecento invece c'è, ed è lui anche se per poco tempo, è un giornalista, quindi una figura molto moderna, no? Multitasking, diciamo, come secondo le nostre definizioni, poeta, pittore, drammaturgo, insomma uno che aveva anche una coscienza politica e che voleva effettivamente agire anche attraverso l'arte per ridare un futuro alla sua città. È anche divertente questo manifesto che pubblica nell'ottobre del 19. Teniamo conto che aveva fatto l'inviato alla impresa di Fiume di D'Annunzio, era stato a Fiume, quindi era tornato tutto galvanizzato, no? E scrive appunto su questo manifesto, un po' come aveva fatto Marinetti che voleva bruciare i musei e le biblioteche, distruggere tutto il passato, no? Non è così radicale, però vuole diffondere appunto le manifestazioni del futurismo e le convenzioni che ci legano al vile passato, tanto in arte come nella vita pratica, e i principi passatisti di morale cretina e pretina, quindi anticlericale, che avviliscono e rendono schiavi di falsi pudori. Però finisce dicendo agire futuristicamente da italiani per il bene dell'Italia. Quindi c'è anche questa componente patriottica, però non esclude appunto l'interesse per altre culture. Poche cose vi dico di questo che è un capitolo importante della nostra storia dell'arte. 2 cose importanti ha fatto Pocarini. Ha pubblicato questa meravigliosa rivista, l'Aurora, che è bellissima anche dal punto di vista grafico, grazie alla collaborazione di un giovanissimo futurista triestino che era Giorgio Carmelic, e poi la prima esposizione goriziana di belle arti. Ecco, questo è un momento di eccezionale importanza per Gorizia, perché in questo Pocarini riesce a fare un'operazione culturale ma anche politica. Non dimentichiamo che Gorizia era sottoposta alla provincia di Udine e anche attraverso questa mostra voleva dimostrare la propria cultura, la propria specificità, il proprio diritto ad essere capoluogo di provincia. E quindi questa mostra, e questo è un aspetto, ma soprattutto non succederà mai più quello che è successo in questa mostra, si riesce a mettere insieme italiani e sloveni, pittori d'avanguardia e pittori tradizionali, cioè qualcosa che oggi ci appare un miracolo rapportato ai tempi. Difatti, oltre al manifesto sempre di questo futurista triestino di eccezionali, pensate che aveva 16 anni questo ragazzo, era uno studente di liceo, eppure
aveva questo talento ed è morto a 22, quindi insomma un personaggio straordinario. E lì Spazapan prova a esporre i suoi disegni futuristi. È stato un fallimento totale perché il pubblico non ha sopportato questa audacia. Ed è intervenuto a sua difesa un grande storico dell'arte, Antonio Morassi, il quale era in quel momento un giovane funzionario della soprintendenza che si occupava della ricostruzione di Gorizia, e ha scritto un bellissimo articolo per far capire alla gente, ma in un modo semplice, come sanno fare solo i grandi, quanto era importante, al di là della rassomiglianza dei dipinti alle cose, quanto era importante l'interpretazione dell'artista. E quindi questo è un episodio, insomma, importantissimo. Nella stessa mostra c'è questo meraviglioso ritratto espressionista di Luigi Spazapan fatto da Veno Pilon, che era originario di Mossa, non c'è più l'assessore di Mossa, no. Però vivevano ad Aidussina, la famiglia viveva ad Aidussina, e quindi è un po' l'emblema dell'intellettuale di questo territorio, no? Con tante radici. E appunto anche questo faceva parte del gruppo dei pittori d'avanguardia che sì, il pubblico ha guardato con sospetto, ma la scelta che è stata fatta dagli organizzatori era formidabile. Poi cosa succede? Succede che Marinetti si avvicina al fascismo e quindi molti dei giovani futuristi che non condividevano queste idee se ne sono allontanati. Spazapan, ad esempio, continua per ancora un po', per esempio partecipa con questo che una volta apparteneva alla collezione dell'avvocato Devetag, non so se ancora ha Cormons quest'opera, comunque è un bozzetto per un arazzo futurista che lui presenta e viene anche premiato all'Esposizione internazionale di arti decorative di Parigi. In quel momento gli sembra anche di avere un futuro in questo settore, ma non sarà così, perché di lì a poco tutto questo fermento d'avanguardia, questa voglia di rinnovare, questo entusiasmo degli artisti si spegne completamente di fronte alla censura della politica. Pocarini dipinge quadri che somigliano un po' a quelli di De Pero, no? Quindi un futurismo così semplice, diciamo, diverso da quello degli inizi, ma anche coloratissimo, interessante, tra l'altro sono immagini goriziane. Arriva ancora una piccola parentesi futurista a Gorizia, ma ormai tutti se ne sono andati. È il momento di Tullio Crali, ma Tullio Crali non ha a che fare con questo panorama, diciamo, di scambi con il mondo sloveno, eccetera. Al contrario, è un artista molto allineato. Quindi dal 27 in poi spariscono tutti. Veno Pilon va a Parigi, Spazapan va a Torino, gli altri tornano in Slovenia. È un momento della diaspora. E chiudo mostrandovi una cosa che arriva a 40 anni dopo, che però è interessante, ed è il 69, quando italiani e sloveni di nuovo insieme con il gruppo Due Volte Go, di cui faceva parte anche il vostro professore Ignazio Doliak, che non so se c'è, non lo vedo, ma comunque c'era anche lui.